Salve a tutti, vediamo ora la forma trigonometrica dei numeri complessi. Quando noi scriviamo un numero complesso nella forma a più b, questa è la forma algebrica. La forma trigonometrica invece è questa. Adesso vediamo. Allora, abbiamo un numero complesso a più b. A è la parte reale, b è la parte immaginaria. Questo che ho indicato con ρ ho indicato il modulo valore assoluto, che è radice di a al quadrato più b al quadrato. E questo angolo, che è compreso con la direzione positiva dell'asse reale, è l'angolo φ. Allora, qui in questo triangolo rettangolo, dove questo lato è b, posso scrivere coseno e seno. Coseno è lato adiacente fratto ipotenusa e seno è lato opposto fratto ipotenusa. Allora, coseno di φ è a fratto ρ e seno di φ è b fratto ρ. E da questi posso ricavare A e B. A è ρ coseno φ e B è ρ seno φ. E quindi qui in A più B al posto di A metto ρ coseno φ e al posto di B metto ρ seno φ, raccolgo ρ e allora in parentesi ho coseno φ più I seno φ. E questa è la forma trigonometrica del numero complesso. Fra un po' vediamo perché è utile. Adesso vediamo di convertire un numero complesso scritto in forma algebrica nella forma trigonometrica, quindi radice di 3 meno i. A vale radice di 3 e b vale meno 1. Il modulo è radice di a al quadrato più b al quadrato, radice di 3 al quadrato è 3, meno 1 al quadrato è 1, quindi radice di 4 che è 2, il modulo è 2. Coseno di φ è a fratto ρ e seno di φ è b fratto ρ. Allora, coseno di φ è radice di 3 fratto 2 e seno di φ è meno 1 fratto 2. Adesso dobbiamo trovare quanto è φ che soddisfa entrambe le relazioni. Coseno di φ è radice 3 mezzi e seno di φ è meno 1 mezzo. Allora, all'interno di 0 dell'intervallo tra 0 e 360 gradi, cioè tra 0 e 2π, abbiamo due angoli per il quale il coseno ha un certo valore e due angoli per il quale il seno ha un certo valore. E adesso, per non perderci, insomma, bisogna capire in quale quadrante si trova questo φ. Allora, il coseno è positivo, il seno è negativo, ma il coseno è la coordinata x e il seno è la coordinata y dei punti sulla circonferenza unitaria. Quindi ci troviamo nel quarto quadrante. E allora, avendo questi valori qua di coseno e seno, φ dovrà essere meno 30 gradi, però ce lo scriviamo come un angolo compreso tra 0 e 360, allora 330 gradi. E volendo possiamo anche usare i gradi, però diciamo che lo convertiamo in radianti. Allora 360 meno 30, 2π meno π sesti, questo è 12 sesti meno 1 sesto e 11 sesti π. E allora possiamo scrivere il nostro numero complesso come ρ, che è 2, per coseno 11 sesti π più I seno 11 sesti π. Adesso facciamo ancora un esempio, vediamo velocemente. Qui A vale meno radice di 2, B vale radice di 2, il modulo ρ è radice di questo qua al quadrato è 2, questo qua al quadrato è 2, 2 più 2, radice di 4 è uguale a 2. E coseno di φ vale allora meno radice 2 mezzi e seno di φ vale radice 2 mezzi. Allora, essendo sulla circonferenza unitaria il coseno che è la coordinata x è negativo e il seno che è la coordinata y è positivo, siamo nel secondo quadrante. E quindi con questi valori qua di seno e coseno l'angolo sarà di 135 gradi, cioè 90 più 45 gradi. E questo convertito in radianti è 3 quarti π. E allora possiamo scrivere il nostro numero come 2, che è il modulo, per coseno di 3 quarti π più I seno 3 quarti π. Adesso vediamo perché è utile la forma trigonometrica, perché ci rende molto facile fare le operazioni moltiplicazione, divisione o calcolare una potenza di un numero complesso. Vediamo come si fa. Sì, allora in pratica il risultato sarà questo: se noi moltiplichiamo due numeri complessi scritti in forma trigonometrica, si moltiplicano i valori assoluti e si sommano gli angoli, gli argomenti. Allora, quindi abbiamo questo z1 che è ρ1 per coseno alfa più I seno alfa e z2 che è ρ2 che moltiplica coseno beta più I seno beta.
se non li moltiplichiamo tra loro, allora moltiplichiamo tra loro i valori assoluti, i moduli, e andiamo a moltiplicare termine a termine tutti questi. Andiamo a moltiplicare termine a termine. Qui troviamo un i al quadrato, che sappiamo che è meno 1, qui ci rimane un i, qui ci rimane un i. Andiamo a mettere insieme, partere a, allora questo, qui col meno 1, quindi meno questo, e poi raccogliamo i da entrambi gli altri due termini. Qua ho ancora scambiato l'ordine, adesso vediamo subito perché se voi andate a vedere le formule di addizione, questa è esattamente la formula di coseno di alfa più beta, e questa, se andate a vedere, è esattamente la formula di seno di alfa più beta, e quindi troviamo appunto il prodotto dei valori assoluti, coseno di alfa più beta più i seno di alfa più beta. C'è una regola molto simile per la divisione, dove si vanno a sottrarre gli angoli, cioè gli argomenti. Vediamo. Allora abbiamo sempre z1 e z2 scritti come prima e calcoliamo z1 fratto z2. Qui facciamo una frazione tra il valore assoluto di uno e dell'altro, e cosa facciamo con questo fratto questo? Andiamo a moltiplicare entrambi sopra e sotto con coseno beta meno i seno beta. E perché proprio quello? Perché qui scrive coseno beta più i seno beta, in modo da usare la regola a meno b, a più b per a meno b al quadrato meno b al quadrato. Quindi coseno beta al quadrato beta meno i al quadrato seno al quadrato di beta. I al quadrato è meno 1, allora qui troviamo coseno al quadrato più seno al quadrato. Questa è una relazione fondamentale di trigonometria, viene fuori 1, denominatore 1. Invece al numeratore operiamo in modo molto simile come nel caso precedente. Andiamo a moltiplicare tutti i termini. Qua abbiamo i al quadrato che vale meno 1, e riordiniamo questi che non contengono i, e questi che contengono i lo raccogliamo. E adesso vediamo che, a differenza di prima, questa formula, questo corrisponde a coseno di alfa meno beta, e questo corrisponde a seno di alfa meno beta, e quindi abbiamo trovato ρ1 fratto ρ2 per coseno di alfa meno beta più i seno di alfa meno beta. Se adesso riguardiamo la formula di prima invece per la moltiplicazione, possiamo scrivere la formula per la potenza ennesima, quindi il numero complesso, la n. Abbiamo il numero complesso ρ per coseno alfa più i seno alfa, questo numero complesso alla n sarà ρ alla n per coseno di, allora sarà alfa più alfa n volte, quindi coseno di n alfa più i seno di n alfa. E allora adesso possiamo fare l'esercizio di calcolare la quarta potenza di questo numero complesso, ma questo era quello dell'esercizio precedente che abbiamo visto prima. Questo qui l'abbiamo trasformato in forma trigonometrica, quindi quando ci troviamo il numero complesso in forma algebrica ci conviene trasformarlo in forma trigonometrica, come abbiamo fatto prima, che è questa, e poi possiamo calcolare facilmente la quarta potenza, perché 2 alla quarta, qui coseno di 4 per 3 quarti p più i seno di 4 per 3 quarti p. Poi calcoliamo qua dentro, troviamo 3p, visto che coseno e seno sono periodici, periodo 2p, cioè 360 gradi, possiamo sottrarre 2p e abbiamo p, e questa sarebbe già la forma trigonometrica del nostro risultato, però possiamo ancora trasformarlo in forma algebrica. E come si fa, che anche prima non l'ho detto, facilmente calcolando quanto valgono seno e coseno, se si riesce a calcolare il valore esatto. In questo caso sì, coseno di p è 180 gradi, coseno di p è meno 1, seno di p è 0, e quindi qua i per 0 è 0, trovo meno 16. Comunque questa è la forma algebrica, perché si potrebbe scrivere come meno 16 più 0i. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.